Tutti gli automobilisti e gli amanti del jogging che hanno avuto il piacere o il dovere comunque di passare per la zona dell'Arco dei Rizzi negli ultimi tempi avranno notato questa meraviglia che c'è alle mie spalle. Come potete vedere, il nuovo Stadio Friuli inizia a prendere sempre più forma ed inizia ad avere anche una sua copertura estetica. Il Diamante è stato ribattezzato così, questa nuova struttura che ricopre appunto lo Stadio Friuli, scintillante con i raggi del sole che sbattono su di lei e la illuminano. Il nuovo Stadio Friuli avrà questa peculiarità, in linea con quelli che sono anche i grandi stadi dei top club europei. Il pensiero corre subito all'Allianz Arena, quello del Bayern Monaco, dove c'è qualcosa di molto simile a questo nuovo Stadio Friuli. Ovviamente i lavori non proseguono soltanto all'esterno, non c'è solamente la copertura, che è la prima cosa che balza agli occhi, ma anche all'interno. Ovviamente il nuovo gioiello, questo gioiellino, questa nuova casa dell'Udinese prende sempre più forma, è praticamente quasi completa. Abbiamo già raccontato della curva nord che è stata praticamente realizzata in ogni suo minimo particolare con i gradoni, l'ultimo dettaglio che mancavano apposti praticamente alle spalle della porta. Resta soltanto da completare la zona sud e l'augurio è che si riesca a farlo nel minor tempo possibile. Quel che è certo è che a partire dalla prossima stagione l'Udinese e i propri tifosi avranno una nuova e bellissima casa ad avere anche una sua copertura estetica. Il Diamante è stato ribattezzato così, questa nuova struttura che ricopre appunto lo Stadio Friuli, scintillante con i raggi del sole che sbattono su di lei e la illuminano. Tutti gli automobilisti e gli amanti del jogging che hanno avuto il piacere o il dovere comunque di passare per la zona dell'Arco dei Rizzi negli ultimi tempi avranno notato questa meraviglia che c'è alle mie spalle. Come potete vedere, il nuovo Stadio Friuli inizia a prendere sempre più forma ed inizia. I lavori non proseguono soltanto all'esterno, non c'è solamente la copertura, che è la prima cosa che balza agli occhi, ma anche all'interno. Ovviamente il nuovo gioiello, questo gioiellino, questa nuova casa dell'Udinese prende sempre più forma, è praticamente quasi completa. Abbiamo già raccontato della curva nord che è stata praticamente realizzata in ogni suo minimo particolare con i gradoni, l'ultimo dettaglio che mancavano apposti praticamente alle spalle della porta. Resta soltanto da completare la zona. Il nuovo Stadio Friuli avrà questa peculiarità, in linea con quelli che sono anche i grandi stadi dei top club europei. Il pensiero corre subito all'Allianz Arena, quello del Bayern Monaco, dove c'è qualcosa di molto simile a questo nuovo Stadio Friuli. Ovviamente